E ora, per quanto riguarda la vigilia, una volta, siccome c'era una dei 3 giornate dove che ti dovevi mangiar de magro, per esempio la vigilia di Nadal, e Ceneri e il venere de Pasqua, Venere Santo, ti dovevi mangiar de magro. E ora, chiaramente, il giorno è festa dopo e c'era il Nadal dove che ti bagnavi de grasso. Bagnar de grasso però, diciamo così, è il piatto tipico se è il brodo, i tortellini in brodo de capon. Però, che il giorno che se anche il gera, perché adesso non esiste più, e c'era il giorno dei putei, nel senso che sotto il piatto del primo il papà si trovava la letterina di putei che domandava il regalo per la Befana. Quindi quando che aveva mangiato il primo e a mamma cavava via il piatto, che già il puteo che già quanto trepidante perché aveva preparato in asilo, alle scuole elementari, che aveva preparato sta letterina con i doni de e a Befana e già che aspettava insomma che chi finisse a mangiare. E oggi era proprio il giorno. Oltretutto, Nadal è sempre sta il giorno de riunione de famiglia, perché per esempio se riunire è a famiglia e Nadal già lo stesso. Vi auguro buon Nadal a tutti.